destination unknown, known, 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 known. Buonasera Pedro, eccomi di nuovo qua. Allora, come avrete già visto dal titolino del video, si tratta di questo video parla di Is the Hot in Fergana, questo bellissimo gioco RPG action che è ambientato, cioè stile manga, molto, molto caruccio, a me piace molto. Ho fatto due capitoli, di cui il secondo capitolo risale alla fine di maggio, verso il 19-20 di maggio, e comunque a voi Pedoroli sembra vi sia piaciuto, quindi ve lo ripropongo, cioè comunque vado avanti con i capitoli. Però al fine di fare questo prima, visto che è passato abbastanza tempo, quindi non penso che sia chi è diventato un nuovo Piadarolo, sia chi comunque li aveva già visti, non penso si ricordi bene cosa sia successo, le parti della storia, eccetera. Per cui io qua, sotto il solito fuoco fatuo lassù sparaflesciato, troverete il link per andare nella playlist e così vi potrete rigodere i primi due capitoli al fine di capire un po' la storia e di vedere un pochettino e di rilassarvi un attimino, perché comunque questo capitolo riparte proprio dal gameplay in tromba, quindi per non rischiare di non capire niente ve lo consiglio. Gli altri due capitoli, allora ci ho messo molto per questo motivo, perché gli altri due capitoli mi sono intestardito nel volerlo tradurre anche in maniera scritta, diciamo, i dialoghi e quello che succedeva. Siccome che è una cosa molto brigosa per Deroli e io non ho molto tempo da dedicare per fare un video singolo, facciamo così. Io adesso provo a fare questo capitolo dicendovi io a voce, qui mi sono scritto le traduzioni dei dialoghi che ci sono in questo capitolo, io a voce ve le leggo, ve lo dico quello che sta succedendo
e vedere, e mi dite poi alla fine del video nei commenti se avete capito comunque quello che succede, quello che è successo, eccetera. Quindi perché così faccio molto più in fretta, mi evito un passaggio, quindi mi velocizzo un pochettino così posso andare avanti un pochettino più velocemente anche con questo gameplay. Perché adesso, visto che c'ho molti progetti aperti, preferisco cominciare a finirne qualcuno. Per cui andiamo subito col gameplay. Eccoci qua, allora, prima salviamo intanto nel frattempo, che dobbiamo fare praticamente adesso tutta la strada per tornare indietro, fino ad arrivare dalla parte opposta dove c'era il tipo che si è dato la chiave, insomma, come avete visto poi nel video precedente. Adesso qui taglio un po' di pezzi ed eccoci arrivati, inutile che vi rifaccio vedere lo stesso percorso che ho fatto prima. Qui comincia il percorso nuovo. Praticamente noi abbiamo preso il bracciale del fuoco, per un motivo, cioè ci serviva, oltre che per, dopo vedrete anche per cosa, ci serviva anche perché qui ci sono dei mostri più avanti che sono deboli alla magia e basta, cioè io li colpisco con la spada e gli tolgo uno, non sono questi ovviamente, li colpisco con la spada e gli tolgo uno, ecco intanto vedete potete fare le combo anche attacchi più attacchi magici, quindi se li colpisci come dicevo, se li colpisci con la spada tolgono uno, mentre invece se li colpisci con li togli uno, se invece li colpisci con la magia di fuoco gli togli 30 o 15, 20, 30, non mi ricordo. Adesso quando arriverò poi vedrete. Adesso quando vengo giù qua dovrebbero comparire. Eccoli qua, questi qua. Vedete che così tolgo uno con la spada, poi adesso li evitate. Perché voglio... ecco. Ta ta ta. Adesso faccio un po' di punti esperienza, però vedete che con la magia di fuoco gli tolgo 40, invece con la spada gli tolgo solamente uno. Quindi praticamente il bracciale di fuoco ti serve per riuscire a sconfiggere questi nemici che sono deboli solo alla magia. Poi ci sono diversi tipi di magie, diversi tipi, cioè il bracciale del fuoco, del vento e della terra. E alcuni mostri sono deboli al fuoco, alcuni invece il fuoco non gli fa niente, alcuni sono deboli al vento, eccetera, eccetera, eccetera. Ok, e quindi così, adesso qui in questo livello qui prendi il bracciale del fuoco e intanto fai con questo. Ti aggiunge dei danni magici e delle combo più lunghe con la spada. Vedete? Ta 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 ta. Tra l'altro... ah, sono caduto. Succede quanti ne arrivo? Quelli volanti sono fastidiosi a pedalare, mamma mia. Perché poi devi sempre saltare per riuscire a prenderli e se sei intanto in combattimento con anche, diciamo, mostri bassi, guarda che tozze. E se ti prendono ti fanno fare un burst, ma quanti sono? Ah, anche qui mi prende. Andate bene anche che. Però piano piano così riuscite tranquillamente a ammazzare. Adesso io gli do le spadate non perché sono pirla, ma perché così almeno intanto li tengo occupati. Intanto perché praticamente vedete sotto la vita che c'è quella barretta rossa. Quello sarebbe in teoria il mio mana. Quando uso la magia quella barra si abbassa e se arriva a zero io non posso più sparare niente, non ce l'ho fatta seccarla. Quindi devo aspettare che mi si ricarica come sta facendo adesso, se vedete. Cioè, qui è tappezzata, ecco, qui ho un po' dormito. Vale. È tappezzato di sti bagagli. Adesso un attimo che aspetto che mi si ricarichi un po'. Era di qua. Sono un po' bongo banana, però. Intanto mi si è attivata anche la super carica, ma non so un cazzo. Vale. Poi, delle volte può capitare che queste magie ti possano servire anche per sbloccare delle cose all'interno del percorso. Adesso vedrete qua. Adesso vado su qui. E c'è quella fiaccola che se la accende ti fa comparire questo screen. E mi dà un rubino. Il rubino cos'è praticamente? Adesso qui te lo spiega. In buona sostanza ti potenzia il bracciale. Ne trovi fino a 3 rossi, ogni bracciale c'ha i suoi. Qui c'è il rubino, il vento c'ha lo smeraldo perché è verde. E la terra non mi ricordo cosa abbia. Quando arrivi a 3 praticamente il bracciale diventa massima potenza. E toglie di più, vedete che adesso dovrebbe togliere di più circa, no? Toglie come prima, 40 su 40 come prima. Però la carica del bracciale dovrebbe diventare più forte e arrivare al secondo livello, penso. Eccoci qua, salviamo, e qui dovrebbe esserci un boss.
se vai dentro ovviamente ti ferma lui. Ehi tu, aspetta. Va bene, arriviamo. Chi sei? E cosa stai facendo in questo posto? Praticamente lui adesso, questo dovrebbe essere, se non sbaglio, il sindaco del paese, quello che dicevano che non trovavano più nel capitolo precedente. Lui adesso facciamo conoscenza, lui dice che praticamente è ferito perché è stato circondato da dei mostri e ha cercato di fuggire ed è riuscito a seminarli, però si è fatto male. Dice che di là praticamente più avanti, dove stiamo guardando, ci sono delle rovine che lui non ha mai visto e in buona sostanza mi chiede di andare a esplorarle per lui. Al suo posto, vedete quello che sto dicendo. Dice che lui comunque rimane così esposto a rischi perché se arrivano dei mostri lui non può scappare, però che comunque è importante che vengano esplorate. Poi dopo, per il perché siano importanti lo vedremo più avanti. Guardate, questa è la carica, Fum! È tirato un fiaccolone pauroso, tipo così. Fum! Questo sarà il segreto per battere questo boss, adesso vedrete. Questo boss non lo potete battere se non avete il bracciale del fuoco, quindi adesso vedrete anche che tipo di boss sia. Sono molto belli i boss qua, anche molto difficili poi più avanti. Questo è tipo una mezza medusa, un mezzo vampiro, un mezzo qui praticamente il segreto è cercare di evitare tutte queste robe che ti lancia e tirargli queste cariche così, cioè tenere premuto il pulsante della magia, caricare, mentre carichi eviti e poi gli lanciate, quando è la massima della carica, pum, gli lanciate le ondine che togliete di più, se no non... Uno, non riuscite a prendere la mira sparando la ripetizione, due, non gli togliete un granché, questo è abbastanza resistente come boss. Poi i boss, come avete visto anche in quello del capitolo precedente, fino a metà vita fanno sempre un attacco, un tipo una sequenza di attacchi, poi quando arrivano da metà vita in poi cominciano a diventare più ingastriti, infatti vedete che adesso lancia anche delle onde, sono tipo delle palle d'aria, che se ti prendono fanno abbastanza male. Poi quando stanno per crepare ne fanno anche altri, tipo questa è un'altra, boom, prima non faceva. Adesso la fa ripetizione, ovviamente il pollo è in pieno qui, infatti. E via. E quindi fino ad arrivare a finire la battle qui. Pim! Sono anche salito di livello. Buono Piederone. Mi dovrebbe aver dato una specie di statuetta. Che adesso sinceramente non sai cosa caspita servono. Statua del mostro. Va bene, prendiamo e portiamo a casa. Torniamo indietro. Cosa sta succedendo qua? What are you doing here? Cosa stai facendo qua? Che si rivolge lì ai cavalieri, a questo biondino. Tu non ti senti molto bene, cioè, praticamente gli sto dicendo che va abbastanza veloce. Le cave sotto ordine di Lord McGear, come si chiama, devono essere chiuse perché hanno dei loro interlazzi qui dentro. E lui ovviamente, quindi dice, te non ti dovresti trovare qui al sindaco. Il sindaco, siccome che lo conosce, questo biondino, gli dice, ma tu non stai veramente, cosa ci fai te qua? Non è che stai lavorando per McGuire, o comunque il conte è quello stronzo. E lui gli risponde, certo che sto lavorando per lui, e poi rivolge a me con un tono un pochettino più rispettoso. E poi vede Adol. Chi va là? Te arrivi praticamente, ti presenti, perché dici tu non sei di queste parti, insomma, che da dove c'è chi sei. Lui si presenta, dice che comunque è un avventuriero, che spiega comunque il suo circolo di circostanze, un amico di Doji, che Doji era quel personaggio del primo capitolo, perché non si fa. Non sapevo lui fosse ritornato, non fa niente, comunque Lord McGear o McGuire come si legge, gli ordini comunque della chiusura della cava sono espliciti, non si può fare altrimenti, se gli dice che sei venuto lì per salvare il vecchio, di farlo, alla svelta, ed andare via da lì. Lui gli chiede ma riguardo ad Elena, poi che si capisce che comunque lui è il fratello di Elena, quello che lei cerca, e quindi lui dice, lei ormai è grandina, perché lui dice lei è preoccupata perché si è sparito, lui risponde dicendo che lei è grandina, ormai ha 17 anni, può badare a se stessa e di dire di dimenticarlo, insomma, e che comunque adesso
a breve arriverà l'inferno in terra e che comunque avranno altro a cui pensare, insomma. Poi dice adesso le mie buone maniere, si presenta lui Chester Stoddard, un cavaliere di alto rango al servizio di quello sfigato del conte McGuire. Lui dice e avverte Adolf praticamente di non immischiarsi, in buona sostanza, di farsi gli affari suoi anche se un avventuriero sarebbe tentato. Eccoci qua, siamo a casa del sindaco Piederoli, adesso l'ho accompagnato fino a casa e mi comincia un pochettino a raccontare la situazione della città, ovvero che questo Maguire, il conte, è stato designato a governare quel paese lì e praticamente quando è arrivato ha cominciato ad alzare le tasse e comunque a fare un po' il dittatore in buona sostanza e voleva chiudere la miniera che era la loro maggiore fonte di guadagno e lui dice a pensare che Chester, che comunque lui quel biondino, serve un tipo del genere. Comunque Chester ed Elena sono stati allevati dal sindaco perché sono orfani e quindi li ha tirati un pochettino su e dandogli, cioè, quando il sindaco non c'era dava sempre a Chester la responsabilità di badare ad Elena, quindi c'era un buon rapporto e dice non capisco come abbia fatto ad abbandonarla così, avrà i suoi buoni motivi. Poi dopo lei arriva e interrompe la conversazione perché comunque aveva sentito che parlavano di Chester. E quindi dice è contento comunque che sta bene Chester, il sindaco diceva che era contento che Chester stava bene, però comunque non era, cioè non gli piaceva il fatto che lavorasse per quell'individuo. Adesso lei ha sentito tutto praticamente Elena ed è scappata via piangendo perché comunque cioè, ci sta male, è stata abbandonata 6 mesi prima senza poi avere più notizie e mi sta chiedendo praticamente ad Adol di andare da lei per cercare, perché ha detto che una terza persona da un estraneo potrebbe aprirsi, in genere di norma dovrebbe essere il contrario. E quindi gli chiede se può andare a persuadere lui un pochettino, a parlarci insomma, a vedere un pochettino come aiutarlo. Va bene, andiamo. Qua andiamo a vedere che cosa c'è. Casino vuoto. Qui tanto non puoi interagire tanto con, cioè non è proprio come quegli RPG tipo Final Fantasy che trovi oggetti in giro. Li trovi nelle casse, nei dungeon. Andiamo giù. Ah, aspetta un attimo che andiamo a salvare. No, anzi, cambio idea. Eccoci qua. Entriamo dentro l'armeria, insomma. Sopra che figura che c'è lì al banco. Benvenuto, tu devi essere Ado. Sei praticamente al centro dell'attenzione di tutti per quello che è successo. Questo è un negozio che praticamente vende armi e armature, oltre a quello anche delle specialità loro proprio. Poi dice che il suo capo invece, che è proprio l'armaiolo, è un tipo molto eccentrico che praticamente cioè va a simpatia, insomma, dipende dall'impatto a pelle, se sta simpatico ti prende come cliente, se ti manda a cagare. Poi lei vede quel bracciale che praticamente lui ha preso lì dal fuoco, e lei è un'esperta, lo vuole vedere, lui glielo fa vedere, poi ti dice hai fatto bene a mettergli queste piccole gemme sopra perché lo potenziano, e quindi ti spiega un pochettino quello che è un bracciale magico. In ogni caso, grazie per avermi fatto vedere questo gioiello, eccetera. Ok. Mi ringrazia e mi saluta. Questa, cioè, però si va a prendere qui le armi, praticamente. Conviene sempre prendere le armi più forti, il livello più alto. Finché si possono comprare meglio, poi penso che si possano trovare anche nei livellini. Ma mi prendo questo, perché ho 1000. E basta, poi ho già finito. Dopo dovrò fare un po' di soldi, eccetera. Ok, adesso andiamo da Elena. Musichetta soffusa, profonda. Lei ovviamente è lì che pensa a Chester, dopo le notizie, dopo che ha saputo che comunque è qui che serve Lord, che è lo stronzo di turno. E praticamente adesso lei le spiega che lui quando l'abbandonò, quando sparì, lasciò una lettera con dentro quel ciondolo che le vedete al collo. E praticamente lei indossandolo ce lo sente più vicino, quando in realtà poi lui era più vicino di quanto lei pensasse. Ma in realtà sì, appunto, ma in realtà lui era più vicino di quanto lei pensasse. Lei dice, sì, mi dispiace, dato che ci sono un sacco di brutte voci che girano sul conto di Chester, e dice lui cioè, puoi sentire soprattutto che queste voci sono confermate dall'uomo che li ha cresciuti, che comunque li vuole bene, è stato terribile. Lei dice che lei magari sarà egoista e dovrebbe essere solo contenta del fatto che lui sia comunque vivo. Però dice che comunque se lei riuscisse bene o male a
parlare con lui, anche solamente parlare, magari le cose potrebbero tornare alla normalità come erano prima. Quindi dice di non preoccuparmi, perché comunque lei starà bene, però mi ringrazia, si è ringraziato comunque per la premura, per la preoccupazione. Poi adesso se gli vai a riparlare dice che praticamente padre Pierre gli aveva detto che aveva visto lì nei dintorni delle rovine Chester, e per cui era andato a cercarlo da sola e non l'abbiamo beccata, quando noi l'abbiamo incontrata lì circondata dai mostri all'inizio, vi ricordate? Era perché lei stava andando lì a vedere. Insomma. Buono Pedrone, direi che per questo capitolo è tutto. Votate e commentate, dite cosa ne pensate anche di una traduzione di questo tipo, fatemi sapere insomma il vostro parere, per cui direi che ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti Pedroli!